Va bene. E aspettiamo anche i vostri commenti, ovviamente alle 12, liberi di intervenire e di raccontarci anche la vostra esperienza, insomma, di cucina a due piazze. Grazie mille a Carola Rossi, appuntamento molto interessante alle 12 quest'oggi, tra A più poco. tardi allora. Buona mattina, intanto Grazie, buona mattina. sempre in mattinata, naturalmente dopo la rassegna stampa, dopo il Qui Parlamento in cui parleremo di Friuli Venezia Giulia e di bollette con la deputata di Tolmezzo Aurelia Bubisutti, dopodiché alle 9.30 gli scorretti con Carlo Cambi, tutti i temi di attualità politica ed economica in primo piano e ancora nel corso della giornata dopo le 9.30 arrivano le 10.30, ovvero Zoom con Antonino Danna. Di che cosa parla oggi Antonino Danna? Alle ore 12 abbiamo già visto Carola Rossi. Antonino Danna oggi ospita un faccia a faccia alle 11.30 con Suad Sbai, giornalista e già parlamentare, che si occupa in questo caso della Francia sempre più islamizzata. A Roubaix è tempo di veli in vendita nelle vetrine dei negozi e l'Europa indica il velo come strumento di libertà. Suad è anche autrice di Rachida, una apostata in Italia, edito da Armando Curcio Editore, assassinata nel 2011 dal marito perché colpevole di essersi convertita alla religione cattolica. Paola D'Amico, amica degli animali, oggi ci porta a conoscere gli animali che popolano la brughiera della Malpensa alle 10.42. Alle 11 invece eccezionalmente viene ospitata all'interno di Zoom una puntata di Showdown, le nuove sfide, la trasmissione condotta dal Parlamento dall'onorevole Antonio Zennaro della Lega, che si occuperà con Benedetta Fiorini di emergenza bollette, costi delle materie prime e difficoltà dei distretti produttivi. Dopodiché vi segnalo anche alle 15.10 all'interno del punto politico di Pierluigi Pellegrin una conversazione con Mario Menichella della Fondazione IUM di Luca Ricolfi, che si occupa di una nuova pandemia che ci aspetta, quella economica, che potrebbe essere più rovinosa di quella sanitaria. Per le imprese italiane infatti si può parlare di vero e proprio rischio di estinzione derivante da problematiche che già erano strutturali e che gli effetti del Covid hanno reso irresolubili, un punto di non ritorno. Il bazooka del governo Conte 2 è stato una goccia nel mare. Il decreto sostegni ha indirizzato 11 miliardi su 32 alle attività economiche, a fronte di perdite per 432 miliardi. Ancor peggio sta andando col governo Draghi, che non ha rinnovato la cassa Covid per i cassintegrati. La ripresa economica italiana dello scorso anno è stato il rimbalzo del gatto morto, sostiene Menichella. La crisi sta impattando negativamente su quasi tutti i soggetti economici privati, cioè quelli che producono ricchezze, quindi entrate per le casse dello Stato. Il tema verrà affrontato appunto a partire dalle 15.10, ma adesso noi torniamo a vedere le prime pagine, anzi le pagine selezionate dalla rassegna stampa di oggi. Eravamo rimasti proprio qui a Repubblica con la scossa a nord-est, nella Lega AD e processi, una sorta di inchiesta dell'inviato Emanuele Lauria, decine di abbandoni, minacce di espulsione, il nodo dei congressi, con un viaggio nelle regioni dove il Carroccio è nato, ma dove ora serpeggia l'insofferenza. Cresce il distacco tra il partito di Roma e chi amministra i territori. In Veneto attivisti storici rischiano l'espulsione, liti sulle candidature, racconta Repubblica. 1 chilometro divide il dogma dall'eresia, inizia così il reportage di Emanuele Lauria. 1 chilometro fra la sede della storica Liga Veneta e il municipio amministrato da un leghista. Nella prima risiede il commissario Alberto Stefani, giovane custode salviniano della cassaforte di consensi del nord-est. Nell'altra il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano, uno dei 3 dissidenti finiti sotto processo per insubordinazione, passibili di espulsione, decideranno i probiviri di Milano. Bano ha contestato la scelta non ufficiale del candidato civico del centrodestra a Padova, Beghin, definendolo brutta copia di un esponente della prima ora, l'assessore regionale Roberto Marcato. Così inizia il reportage, credo prima puntata su come cambia la Lega. In questo caso siamo appunto in Veneto. L'autonomia per il Veneto, dice Roberto Marcato, assessore giunta Zaia, è un fatto antropologico. Ma che fine ha fatto? I congressi sono indifferibili, bisogna celebrarli tutti entro fine anno, dice ancora Marcato. Le scosse si estendono dal Friuli all'Emilia Romagna, a Udine una ventina di iscritti
fra cui l'ex capogruppo e l'ex assessore provinciale, hanno annunciato il loro addio tagliando pubblicamente la tessera. In Emilia-Romagna nelle ultime settimane una ventina di consiglieri comunali ha lasciato il Carroccio a Forlì Faenza, Scandiano, Bagnacavallo, Conselice, Viadana, Casalecchio di Reno. In quella zona gli ex deputati Fava e Pini stanno lavorando sotto traccia per ridar vigore alla vecchia Lega Nord, racconta Repubblica. E lasciamo con ciò anche l'inchiesta di Repubblica, il viaggio, il reportage di Emanuele Lauria sulla Lega. In tema invece di questioni più concrete, più concretamente attinenti ai nostri interessi vilmente materiali, si parla di riforma delle pensioni, proposta del governo dopo l'incontro coi sindacati, 64 anni di età con un taglio del 3%. Ultimo confronto, scrive sempre Repubblica, sulla riforma previdenziale. Si tratta su anticipo, flessibilità pensionistica e tetto minimo. Andare in pensione prima dei 67 anni, ma ricalcolando tutto l'assegno col metodo contributivo, perché in tal modo la flessibilità in uscita sia sostenibile e non abbia impatto negativo sui conti pubblici. Il governo ha presentato questa opzione ieri ai sindacati, cioè tu vai in pensione prima dei 67 anni previsti dalla Fornero, ma ricalcoliamo la pensione col metodo contributivo. La opzione è stata presentata ai sindacati nell'ultimo confronto. Ieri si tratta della tesi del premier Draghi che non piace a CGIL, CISL e UIL. Se comporta un taglio del 30% come in opzione donna è inaccettabile. Il punto di mediazione quale sarebbe? Uscire a 64 anni con almeno 20 di contributi e una penalizzazione del 3% al massimo per ogni anno d'anticipo, purché la pensione spettante non sia troppo bassa, comunque superiore all'assegno sociale di un certo numero di volte. La formula esiste già per i contributivi puri, quelli che lavorano dal 96, con un multiplo di 2,8 volte. Si esce a 64 anni solo con pensioni di almeno 1.311 euro, limite troppo alto per i sindacati. Il governo potrebbe abbassarlo, staremo a vedere. Il governo è disposto a rivedere la legge Fornero, questo è il punto di partenza, e ad anticipare l'età di uscita dal lavoro. Il ricalcolo contributivo è avversato dai sindacati perché comporterebbe anche un taglio fino al 30% della pensione. L'ipotesi di mediazione è uscire a 64 anni con 20 di contributi e taglio del 3% su ogni anno anticipato solo sulla quota retributiva. C'è il nodo del minimo, l'opzione è solo per chi ha una pensione 2,8 volte l'assegno sociale, cioè almeno 1.311 euro. E qui staremo a vedere che cosa ne sortirà da tutta questa discussione, di cui si occupa anche il Giornale a pagina 11. Il governo non cede alle pressioni dei sindacati sulla riforma delle pensioni, flessibilità soltanto con il contributivo. I decessi, le morti degli ultra 65enni causati dal Covid, faranno risparmiare 11 miliardi all'INPS fino al 2029, ma il debito non dà tregua. Il governo è disposto a derogare sui requisiti minimi di contribuzione per le uscite dal lavoro. Per la CGIL così si perderà fino al 30% dell'assegno, come accade per opzione donna. Mentre, altro tema di interesse pratico, la questione dei referendum. Come sapete, ieri è stato bocciato il referendum sulla fine della vita, adesso rischia anche la giustizia, secondo Fausto Cariotti su Libero. Perché? Vediamo di capirne qualcosa. Per l'effetto domino, anche se arrivasse l'ok, sarà più difficile superare il quorum e i magistrati sperano di evitare la responsabilità diretta, che è al centro di uno dei quesiti referendari. La bocciatura del referendum sull'omicidio del consenziente può rivelarsi letale anche per i 6 quesiti sulla giustizia, anche se tra oggi e domani questi ricevessero l'ok della Corte Costituzionale, le probabilità che ottengano il quorum, metà più 1 degli aventi diritto, sono scese di parecchio. C'è infatti una parte importante di elettorato laico progressista che si sarebbe mobilitata solo per votare sulla fine della vita. L'unico altro traino possibile a questo punto è il quesito per la cannabis legale, la cui ammissibilità sarà decisa nelle prossime ore. Sulla riforma della giustizia via referendum, insomma, incombe lo spettro del 21 maggio del 2000, quando i referendum su elezione CSM, separazione carriere, incarichi extragiudiziari dei magistrati portarono ai seggi soltanto il 32% degli elettori.
Nella stessa pagina, Libero ci presenta un articolo piuttosto intrigante a firma di Bruno Ferraro, presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione, che parla di un tema che si presta a tutte le elaborazioni complottiste del mondo: l'ombra delle logge dentro la magistratura. Lobby e logge è anche il titolo del nuovo libro di Luca Palamara, intervistato da Alessandro Sallusti, come sapete. A che cosa ci si riferisce? Alle logge massoniche. Nel libro in realtà un po' meno, però insomma si occhieggia a questo fascino della loggia, del mistero dei massoni. Il problema non è nuovo, scrive Ferraro, che è pur sempre magistrato, presidente aggiunto onorario di Cassazione, ed è tale nella misura in cui l'appartenenza ad altre entità o corpi mette in discussione la fedeltà del magistrato e di qualsiasi dipendente della pubblica amministrazione. Cioè, puoi essere massone e magistrato o anche autorevole esponente dipendente della pubblica amministrazione? Nel 18 il senatore Lannutti presentò una proposta per sanzionare la partecipazione ad associazioni come quelle massoniche per magistrati, militari di carriera, prefetti, personale diplomatico e dirigenti di polizia. Per i magistrati il problema è di maggiore gravità, visto che essi godono di uno statuto speciale, essendo soggetti soltanto alla legge, appartenendo a un ordine autonomo e indipendente e non potendo essere destinati ad altre sedi o funzioni senza il loro consenso. Per ogni aspetto della loro carriera si interfacciano col Consiglio Superiore della Magistratura, costituito per 2/3 da componenti eletti dagli stessi magistrati. A fronte dunque di queste garanzie, che non ha nessun altro funzionario pubblico, scrive il dottor Ferraro su Libero, non è possibile dubitare della fondatezza di eventuali disposizioni che vietino altre appartenenze come quelle massoniche e appannino l'immagine di imparzialità che è lecito aspettarsi dal magistrato. Ecco perché si rende necessario intervenire per i magistrati che esercitano attività politica e al termine rientrano tranquillamente in magistratura, andando alla sostanza delle cose e oltre l'aspetto formale della possibilità di limitare il diritto di iscriversi a un partito politico, mettendo fine così alle cosiddette porte girevoli che consentono a tanti giudici di darsi alla politica e, quando non rieletti o stanchi della politica, tornare a giudicare il prossimo, come se niente fosse. Tempo addietro, scrive Bruno Ferraro su Libero, ho letto un libro dello storico Aldo Mola, Storia della massoneria in Italia, in cui si analizzano le influenze dell'esoterismo all'interno delle varie obbedienze. Sono riandato alla vicenda della P2, che coinvolse numerosi magistrati iscritti alla loggia. Per questo le rivelazioni oggi dell'avvocato Pietro Amara sull'esistenza di una loggia Ungheria, un'associazione a delinquere comprendente anche magistrati, forze dell'ordine e politici, non può essere passata sotto gamba, va monitorata, verificata, indagata. Esattamente quello che non è stato fatto, come argomentano nel libro di cui abbiamo detto prima Palamara e Sallusti. Cambiamo completamente argomento, vi segnalo invece su Avvenire la questione l'abbiamo accennata prima, dell'Unione Europea che si appresta a indicare l'alcol, anche del vino, come le sigarette, pericoloso e cancerogeno come le sigarette. Oggi a Strasburgo il Parlamento europeo vota una risoluzione per imporre un'etichetta sulle bottiglie, avvertendo del rischio tumori. Per la Coldiretti è un pericolo per il settore strategico dell'agroalimentare. Gli eurodeputati italiani sono al lavoro per limitare l'impatto. Il testo è stato preparato dall'eurodeputata francese macroniana Véronique Trillet-Lenoir ed ha buone possibilità di passare. La commissaria alla salute, la greca Kyriakides, dice nessun attacco alla cultura gastronomica. Comunque attenti all'alcol, è cancerogeno. Servirà un'etichetta anche sulle bottiglie di vino o di liquori, come già avviene sui pacchetti di sigarette. Soprattutto in Italia infuria la polemica per un paragrafo della risoluzione del Parlamento europeo, altrimenti consensuale, sulla strategia per la lotta al cancro. Risoluzione preparata dall'eurodeputata francese macroniana Trillet-Lenoir, in cui si avverte che l'Europa, col 10% della popolazione mondiale, ha un quarto di tutti i casi globali di tumori, 1.300.000 morti all'anno, tra cui 6.000 bambini e giovani.
Il testo va al voto a Strasburgo. Ieri sera c'è stato il voto di alcuni emendamenti preparati da vari schieramenti e sostenuti da 150 eurodeputati di diverse nazionalità per limare la portata di questo testo. I risultati si conosceranno stamani, ma gli emendamenti avevano buone chance di passare. Vedremo cosa succederà su questo tema del vino equiparato alle sostanze cancerogene come le sigarette. Mentre a proposito di salute e di sanità, dicevamo prima che Il Giorno dedica un articolo alla sanità lombarda e alla presa di posizione del governo sulla riforma della sanità in Lombardia, nomine, privati e case di comunità, le modifiche imposte dal governo, che ha criticato la riforma sotto alcuni profili. Troppo discrezionale la scelta dei direttori generali, timori sul controllo degli ospedali accreditati e da ripensare anche ai ruoli di medici di base e farmacie nei nuovi presidi. La Regione rivedrà la riforma sanitaria. Intanto adesso andiamo ad ascoltare anche il secondo brano musicale di oggi. Facciamo una piccola pausa, poi vediamo quali sono le critiche esatte del governo alla riforma sanitaria lombarda, per come se ne occupa Giambattista Anastasio oggi sul quotidiano Il Giorno. Tie- Schlau Schlau di Johann Strauss III, che nasce a Vienna oggi, il 16 febbraio del 1866. Lasciamo il valzeramento, andiamo a vedere i messaggi di oggi. Lucia. Lucia ha vinto oggi, c'è poco da discutere perché non ha googlato e io le credo. Saburra uguale bocca amara. Dopo la rassegna stampa non è difficile rimanere con la saburra. Per la verità la saburra è proprio una roba ancora più schifosa, mettiamola così, quella patina giallastra della bocca, della cavità orale, che è anche residuo gastrico di materiale non digerito e che è rinvenibile nello stomaco. Deriva dal latino saburra, che sta per sabbia, zavorra, peso, una roba fastidiosa che ti ritrovi in bocca quando hai digerito male le notizie del giorno. Vai col tono ironico, approva un ascoltatore. E poi, è vero, ci domanda un ascoltatore, la Procura di Milano ha dimostrato che il 13 giugno del 2016 dal patron di Esselunga sono stati erogati 40.000 euro alla Lega, camuffati da liberalità nei confronti dell'associazione Più Voci e per pagare i debiti della voragine aperta dalla Lega, che è Radio Padania. Questa è una palla colossale, perché i soldi non sono andati alla Lega, 10.000 euro e non 40.000 sono probabilmente arrivati alla radio e sono stati tracciati, tracciabilissimi e tracciati. Quindi non c'è stato alcun finanziamento al partito e l'Esselunga non sono proprio una conventicola di pizza e fichi. Hanno fatto il loro contributo per motivi loro naturalmente e tutto rigorosamente tracciato. 10.000 euro, altro che voragine. Avessimo voragini di questo tipo saremmo tutti contenti. Se la voragine la chiudi con 10.000 euro saremmo a posto, e estenderei il concetto anche al mitico debito pubblico italiano. Se avessimo una voragine in Italia di questo tipo saremmo contentissimi. La saburra, scrive un altro ascoltatore, dallo spagnolo silla, sedia, e burro, asino, è una sorta di sedia gestatoria usata a Palazzo Chigi, dove Draghi fa accomodare il ministro portavoce di turno per esporlo al pubblico ludibrio. Qui abbiamo
un esempio di creatività etimologica, come anche in questo caso. Un altro ascoltatore ci scrive saburra uguale burro sardo, scrive Giacomo, che se l'ha inventata bella anche lui. Capito perché i giornali perdono copie? Pietro scrive: Biden, scrivono, ha fatto paura a Putin prima che si addormentasse. Buongiorno a tutti, dottor Cainarca, Corrado, metalmeccanico da Treviso. I lavoratori dovrebbero stracciare le tessere dei sindacati, è chiaro che non difendono più i lavoratori. Landini poi è il peggiore di tutti. E ancora siamo alla saburra, da un bellissimo vocabolario cartaceo, dal latino zavorra, sabbia. Buongiorno, scrive un ascoltatore, mi permetto di far osservare a Don Gramellini, il nostro pretone di campagna, Massimo Gramellini, il caffè sul Corriere della Sera, che nelle aule di tribunale c'è scritto che la legge è uguale per tutti e non la giustizia, il che non è poco, giustamente, molto giustamente. Silvio da Torino: Ranucci, prima di fare inchieste sulla gestione dell'epidemia, era protetto da Sinistra e Mamma Rai, ora ha toccato l'inchiesta su Pfizer, vigile attesa, compagnia bella, e quindi non è più il protetto. Benvenuto nell'altra parte del piccolo mondo italico, commenta Silvio da Torino. C'è da ridere, commenta un'altra ascoltatrice. Putin ha chiesto a Biden a che ora doveva invadere l'Ucraina, perché non lo sa. Quindi, commenta un altro ascoltatore, Traraglio si è formato alla scuola Mani Pulite. Se è così, c'è una spiegazione a tutto il livore che scarica dalla sua frustrazione di stile adolescenziale. Luciana da Udine, per me un mito, lo devo dire, un dizionario di termini tecnici di medicina, in carta tra l'altro. Luciana, sei un mito. Luciana da Udine è mitologica e ci manda ben 2 foto di 2 dizionari straordinariamente cartacei, incredibile. Saburrale, di lingua che per effetto di gastrite o di stato tossico è appiccicosa e impastata. Esattamente, si dice della mucosa linguale, recita l'altro vocabolario, rivestita da una patina bianco-giallastra. Lo stato saburrale della lingua è un segno che si constata di solito in presenza di disturbi gastrici o in rapporto o meno a malattie generali. Insomma, se uno non digerisce le notizie, gli viene la saburra in bocca, capito? Mentre Claudio scrive: ascolterò e contribuirò sempre a Radio Libertà, ma a meno di un'azione eclatante d'orgoglio non voterò più Lega e neanche Fratelli d'Italia, però. Movimento 3V, Italexit, addirittura comunisti, gli unici coerenti contro queste schifose persone, Draghi eccetera, scrive Claudio. Gentile dottor Cainarca, per cortesia, mi può dire dove trovo l'articolo su Draghi e Compagnucci sul Britannia? Musica soave, scrive Graziella. L'articolo è di Marcello Veneziani su La Verità. Ben sapendo, scrive Cesare, che la funzione storica della Lega è quella di sindacato del territorio. Buona giornata a tutti i nostri amici vicini e lontani sull'aumento dei costi dell'energia. Cardinal Cainarca, la prego lasci perdere la gente betulla, è storia vecchia. Sì, però insomma è storia, non è che sia vecchia, è storia. E comunque dà il personaggio, no? Uno che lavora per i servizi segreti è un buon giornalista, secondo me può essere tutte e due le cose, può lavorare per i servizi segreti, essere un buon giornalista, essere pagato dai servizi, ma insomma a ognuno il suo. Non diciamo agli amici di Repubblica che anche in provincia di Bergamo è la stessa cosa che nel nord-est, forse peggio, scrive un ascoltatore, chissà se è vero. Buffone Salvini, scrive invece un altro ascoltatore. Ecco, però prendo lo spunto perché non è molto interessante leggere messaggi. Io li leggo, per carità, siamo tutti adulti, stravaccinati, con terza dose che genera anche il raffreddore, come nel caso mio, però ste robe qua non è che servano a molto, no? Buffone, idiota, diciamo, vabbè. Divertitevi così. Comunque, ma com'è sto fatto che vale per tutti, non solo per Salvini, perché se mi scrivete buffone, idiota, a Landini, che ne so, a Letta, a chiunque altro, non mi sembra un gran passo avanti nella discussione. Qui vogliamo discutere, non insultare. Com'è sto fatto? Clara da Sondrio: stanno bombardando i cittadini a vaccinarsi perché dicono che proteggere la salute e nello stesso frattempo vogliono che si faccia una legge per la legalizzazione delle droghe, che è la distruzione della salute, scrive un ascoltatore. Mentre fate un saluto in radio, scrive Maurizio, a Pagani: più si ama qualcosa, più si rimane delusi se si cambia linea. Chi è che cambia linea? Grazie, gli onorevoli solo ora si iscrivono a sostenere la radio, speriamo con almeno 1.000 euro.
Se sta radio vi serve, voi la sostenete, punto e basta. Non è che devo farvi la morale e la filippica e tutto il resto del ragionamento. È molto semplice, c'è il sito radiolibertà.net e ci andate sopra, c'è la possibilità di sostenerci almeno con 2 modalità: la liberissima donazione fino a milioni di euro, altro che S lunga, e 10.000 euro. Quindi potete donare milioni di euro per questa radio, ma anche €1. Fate quello che volete, vi è utile, vi serve ascoltare la radio da quanti anni a questa parte? Tantissimi, a prescindere dal nome che adesso è ancora più bello, arioso, è come aprire la finestra. Libertà, bellissimo, un nome straordinario. Chi è che contesta questa roba qua? Lo voglio vedere in faccia. Comunque, diciamo così, se la cosa è utile voi contribuite, o se non contribuite potete ascoltarlo stesso, tra l'altro. A proposito di Biden, si pronuncia, non posso dirlo, Saburra in Sardegna, non è il burro, è un tappeto pregiato con una storia molto interessante, scrive un nostro amico ascoltatore, e a questo punto io vado subito a googlare Saburra. Che roba bella, bellissimo, colori straordinari, un'antica trama di colori e tradizioni. Dal cuore della Sardegna, secondo un'antica leggenda narrata addirittura nel libro dei re, durante il regno di Salomone 2 donne si presentarono al tempio regale reclamando la maternità di un neonato. Il monarca propose come soluzione quella di dividere in 2 il bambino, provocando in tal modo la soddisfazione dell'impostora e la rivelatoria disperazione della madre vera. La sorte de Saburra sarda era similmente quella di dividersi per sancire la rottura di un legame familiare. Veniva donata dalla donna barbaricina al figlio primogenito durante il fidanzamento, e se il matrimonio fosse naufragato, il destino del prezioso manufatto sarebbe stato quello di essere diviso in 2. Pensa che storia meravigliosa che ci ha fatto scoprire questo amico ascoltatore. Saburra è un pregiato manufatto tessile tipico dei centri barbaricini di Saru, Legadoni e Orani. Il tappeto è interamente ricavato dal vello della pecora, dal quale si ottengono lo stame, il filato più resistente, e la lana, che grazie alla sua maggior morbidezza viene utilizzata per le trame. Sempre in base ad antiche tradizioni popolari, essendo un tessuto di grande pregio, Saburra veniva anticamente barattato con beni alimentari e il suo valore corrispondeva a 40 kg di formaggio o a 120 di grano. Quanta meravigliosa concretezza rispetto all'euro, mi viene da dire, non consideratela una forzatura. Comunque si tramanda inoltre che la lavorazione fosse svolta da 3 donne che tessevano ininterrottamente al telaio verticale per 40 giorni. E durante la faticosa quaresima lavorativa, specie se coincideva coi mesi freddi dell'anno, il committente del manufatto di Saburra, appunto, doveva prendersi cura delle pazienti lavoratrici, provvedendo a portar loro del latte caldo e altri alimenti necessari al sostentamento. Ma che meraviglia di civiltà è questa? Questi recuperi di civiltà sarebbero molto utili nella contemporaneità, o no? Pensate che bella storia meravigliosa. Gli splendidi colori dei Saburra si ottenevano e si ottengono ancora oggi attraverso la cottura di diverse erbe, alla faccia della transizione ecologica. Quello predominante è generalmente il giallo, che si ottiene facendo bollire rami e foglie di erimeri, non so se si dice così, pianta o erimeri, non lo so, pianta aromatica molto comune in Sardegna. Il nero, altro colore classico, è la tinta naturale della lana, anticamente ottenuto dal mallo delle noci. Per intensificare e rafforzare i colori si aggiunge una miscela d'acqua e cenere detta salessia. I motivi caratteristici riprodotti sulla creazione attingono alla quotidianità o alla vita della comunità locale. La fantasia de Isdenteddas era ispirata alla dentatura umana, quella de Sas Menduleddas ai tipici dolci in pasta di mandorla. Sos moios suggeriscono invece i classici recipienti di sughero usati per far lievitare il pane in sostituzione delle arnie per le api. Oggi, durante il passaggio della processione religiosa del Corpus Domini, questi splendidi tappeti vengono utilizzati per abbellire le abitazioni e si possono inoltre ammirare nel corso di alcune manifestazioni come Autunno in Barbagia, che si svolge in tutti i centri nei quali la tradizione è ancora presente. Il tutto l'ho tratto da cuoredellasardegna.it. Saburra. Andate sul sito, vedete anche dei tappeti che sono una meraviglia e che hanno origine addirittura nella narrazione biblica, nel libro dei re, nel regno di Salomone. Una meraviglia di colori e di tradizioni, stupendo. Cuoredellasardegna.it. Vedete che scoperte meravigliose si fanno leggendo
i messaggi via WhatsApp al 346 64 27 756. Cuore della Sardegna.it. Sa burra, ma forse non è sbagliato, scrive un altro ascoltatore, il bollino nero sul vino. Infatti una volta si dava il verde rame alle viti che con la pioggia si lavava via, adesso usano un anticritogamico chimico che pare non va via nemmeno se lo lavi con la candeggina. Questo per darlo una volta sola. Se tutto ciò è vero quando si mostra l'uva, nel vino c'è dentro anche la chimica, scrive una nostra ascoltatrice. Rompere le scatole a Putin, poi piangere per il gas. Patetici. Dopodiché la coca di Tommaso Cerno, vale per lui il discorso del non poteva non sapere? Punto di domanda, scrive un ascoltatore. E con ciò abbiamo esaurito i nostri messaggi. Può essere esentato dal vaccino obbligatorio chi è allergico a uno dei componenti il cui elenco è segreto, la nuova versione del comma 22, scrive un ascoltatore. Detto questo, noi torniamo a questo punto a dare un'occhiata ai quotidiani di oggi. Eravamo giusto appunto alla riforma sanitaria della Lombardia, le procedure di nomina dei direttori generali, le modalità di accreditamento degli ospedali privati, il modello di gestione delle case di comunità sono i temi della legge di riforma della sanità lombarda, sui quali il governo ha chiesto alla regione una correzione. Non sono gli unici rilievi, ma sono i principali, tra quelli contenuti nelle 9 pagine che sono state firmate da Luca Monteferrante, capo dell'ufficio legislativo del Ministero della Salute. Il governatore Fontana si è già impegnato a emendare la riforma entro fine marzo attraverso la legge di revisione normativa, evitando che il governo poi impugni la riforma lombarda. Nel dettaglio, circa la scelta delle figure di vertice delle ATS, Agenzia di tutela della salute, delle aziende sociosanitarie ASST e delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli RCCS, la legge approvata il dicembre scorso dalla Lombardia stabiliva che la competente commissione regionale individuasse tra gli idonei a direttore generale fino a 300 candidature e che l'inserimento nella rosa regionale avesse una durata massima di 3 anni, purché i candidati inclusi nella rosa risultassero inseriti nell'elenco nazionale dei direttori generali. Il Ministero ha bocciato la norma perché non in linea con i principi delle disposizioni statali, cioè troppo discrezionale, diciamo così. Delicato anche il tema dell'accreditamento degli ospedali privati, questo è più comprensibile a tutti. I rilievi formalizzati dal Ministero della Salute coinvolgono ruolo e competenze delle agenzie di tutela salute ATS. La preoccupazione del Ministero è relativa alla possibilità di governare e controllare l'articolazione tra sanità pubblica e sanità privata, cioè lo Stato centrale suggerisce alla Regione Lombardia di attribuire la competenza sul rilascio dell'accreditamento a livello centralizzato regionale e non alle singole ATS. Tutto questo per rafforzare la capacità di governo regionale delle erogazioni delle prestazioni. Qualche pagina prima il Ministero ravvisava come l'attribuzione alle ATS del potere di rimodulare i rapporti contrattuali in essere con i privati, unita alla flessibilità e autonomia organizzativa riconosciuta agli stessi, potrebbe incidere sulla capacità di governo del sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie. Insomma, centralizzatele a livello regionale il controllo dei privati. Il governo contesta anche la possibilità di istituire unità operative con raggio d'azione regionale solo e soltanto all'interno di una singola ATS. E infine, qualche rilievo sulle case di comunità. Queste possono essere gestite da medici di medicina generale e da pediatri di libera scelta riuniti in associazione o in cooperativa in collaborazione con le farmacie convenzionate e solo da questi medici. Il Ministero della Salute invece rileva che le previsioni del PNRR non prevedono per i medici di base e i pediatri alcuna specifica responsabilità gestionale. Insomma, il fatto, come abbiamo visto prima, parlare di una bastonata sulla riforma della sanità regionale lombarda non sembra proprio così. Sono osservazioni facilmente correggibili. Infatti la vicepresidente Moratti ha detto che i rilievi non sono sostanziali e ha esultato per il via libera. Cambia poco, insomma, cambia non moltissimo. Mentre andiamo di corsa, perché tra poco abbiamo anche il nostro Qui Parlamento e dicevo prima andiamo di corsa e diamo un'occhiata anche all'intervista sul Corriere della Sera al ministro della transizione ecologica Cingolani, intervistato da un pezzo grosso, Milena Gabanelli, insieme a Rita Querzé. La transizione è spinta sulle rinnovabili, dice il ministro, ma la priorità è tutelare anche
i posti di lavoro e l'auto elettrica non è l'unica strada, anche se ci sono dei ritardi da recuperare. Stiamo valutando la possibilità di agevolare privati e imprese che installano impianti fotovoltaici sui tetti di case e capannoni. L'autoproduzione può avere un impatto importante. Tra l'altro Mario Menichella, che sarà oggi pomeriggio qui con Pierluigi Pellegrini al Punto Politico alle 15:10, è un esperto delle comunità energetiche, cioè delle forme di aggregazione tra cittadini per avere l'autoproduzione energetica. Nel frattempo lasciamo anche l'intervista del ministro Cingolani al Corriere. Sempre sul Corriere della Sera c'è l'altra questione in primissimo piano, quella del piano per i balneari. Le gare dal 2024 con bonus ai gestori li pagherà chi subentra. È passato l'emendamento del governo che proroga le concessioni fino al 2023. Il centrodestra però promette la disciplina del settore cambierà in aula. Qualche numero: 61.000 le concessioni sul demanio costiero italiano, di queste 12.166 sono concessioni per stabilimenti balneari. 115 milioni l'ammontare dei canoni riscossi dallo Stato per le concessioni balneari nel 2019 a fronte di un giro d'affari di circa 15 miliardi. Le regioni con più concessioni: la Liguria, la Toscana senza dubbio, e poi nell'ordine la Campania, il Lazio, Sicilia, Calabria, eccetera. C'è un'intervista di Maria Teresa Meli al presidente dell'Emilia Romagna e il PD Stefano Bonaccini. Da noi nelle piccole imprese in Emilia Romagna lavorano 50.000 persone, ci vogliono misure di tutela del lavoro. Siamo un distretto senza eguali. Evitiamo che tra la riforma e le regole contro l'epidemia si metta definitivamente in ginocchio un settore chiave del turismo italiano. Le gare potrebbero andare alle multinazionali. Chiediamo che si riconoscano investimenti, valore dell'impresa e professionalità degli operatori. Tutelare il lavoro, dice anche il presidente dell'Emilia Romagna. Per quanto concerne poi le regole, cosa cambia? I lidi di famiglia saranno tutelati, canoni e tariffe saranno rapportate alla qualità del servizio con un indennizzo ai concessionari uscenti. Principio di gare aperte a tutti, incluse microimprese e enti del terzo settore. Dal 1 gennaio del 24 le spiagge italiane torneranno libere. Chiunque potrà partecipare all'assegnazione di una o più concessioni balneari in base a nuovi criteri. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un emendamento con le nuove regole che entrerà nel disegno di legge concorrenza. Ok anche al disegno di legge che delega il governo a presentare entro 6 mesi la riforma delle concessioni balneari. Verranno rivisti i canoni annui in base al pregio delle spiagge. Scadenza dunque a fine 2023 fino al 31 dicembre del 2023. È uno dei pochi punti certi per le aziende balneari questa data, fissata già dal Consiglio di Stato quando ha prorogato al 31 dicembre 2033 anticipandola di 10 anni, ha annullato la proroga al 33 anticipandola appunto al 31 dicembre del 23. Il Consiglio dei Ministri ha mantenuto questo termine, quindi le concessioni continuano ad avere efficacia fino al termine, fino al 31 dicembre del 23. La durata non sarà superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti. Dopodiché limiti e condizioni per partecipare alle gare per l'assegnazione degli spazi potranno partecipare tutti, anche microimprese ed enti del terzo settore, perciò può essere previsto il frazionamento delle spiagge anche in piccoli lotti. Meloni e Salvini, scrive il Corriere della Sera, divisi anche su questo tema delle concessioni. La leader di Fratelli d'Italia chiede un chiarimento, il segretario leghista dice lavoriamo con il governo. Andiamo invece a un'altra questione, quella dell'Ucraina e della Russia. C'è su questo tema da segnalare un bell'articolo di Roberto Giardina da Berlino per Italia Oggi, pagina 11, la Russia presa per i fondelli. Perfino Der Spiegel, che è una testata tedesca filo-americana, si chiede: e se Putin avesse ragione? Furono molte le promesse di non estendere la NATO a est verso la Russia. Oggi dovrebbe iniziare la guerra per l'Ucraina, dicono i servizi americani.
Un fatto storico, non è mai avvenuto che il nemico inizi ostilità a una data prevista, manca soltanto l'ora precisa, scrive Giardina. La CIA è stata sempre smentita dagli eventi, dallo sbarco alla Baia dei Porci a Cuba, al Vietnam, alle guerre contro l'Iraq, alla Siria, all'Afghanistan. I politici non leggono, ma i russi hanno letto Guerra e Pace e sanno che non conviene lanciare un attacco in inverno con le pianure dell'Ucraina coperte di neve e ghiaccio. La tecnologia bellica non è più quella di Napoleone, ma le guerre, scrive Giardina, si vincono sempre via terra. La guerra per l'Ucraina probabilmente non ci sarà, ma anche in Germania si comincia a dire che forse tutto sommato Putin non ha mica torto. A proposito di questioni invece sottostanti alla vicenda ucraina, cosa fare con il gasdotto Nord Stream 2? Se lo domanda, pagina 2 dell'inserto, Il Foglio di oggi. Il gasdotto della discordia ora è bloccato, ma il suo futuro dipende da scelte strategiche precise. La diversificazione necessaria, il rapporto con la Russia, i prezzi che intanto crescono. Un girotondo di opinioni e di punti di vista raccolti dal Foglio. Non solo problemi di forniture, attenti alla prospettiva di scontri legali tra le molte parti in causa. La costruzione del Nord Stream 2, che poi taglierebbe fuori l'Ucraina, è stata una scelta tedesca strategicamente errata, dice qualcun altro dei partecipanti al dibattito sul Foglio. Sarà inevitabile attivare il Nord Stream 2 per non vivere con prezzi troppo alti. Una pagina intera dedicata a questa questione sul Foglio di oggi, mentre tornando a Italia Oggi va segnalato a pagina 2, che è la pagina dei commenti, il bel pezzo di Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7. Se ti senti donna puoi sgominare le donne. Il Comitato Olimpico ha invitato a far gareggiare gli uomini con chi vogliono. Stiamo parlando del politicamente corretto, dell'ideologia LGBTQ+, che produce a volte effetti paradossali tra il ridicolo e il patetico. Qualche perlina: in Svizzera per ricevere la pensione bisogna avere 65 anni se uomini, 64 se donne. Un uomo di Lucerna, 64enne, si è presentato all'ufficio anagrafe e ha detto di sentirsi donna per andare in pensione prima. Non si è fatto crescere le tette, non ha deciso di evirarsi, scrive Longoni, ha fatto solo un colloquio di 10 minuti con un funzionario comunale pagando 72 euro di tassa. Adesso è donna e si gode della sua pensione anticipata. Altra perlina: a un maschio biologico di nome Lia Thomas è stato permesso di competere contro le ragazze nel nuoto, team dell'Università di Pennsylvania, cancellando e distruggendo tutti i record femminili. Le nuotatrici si sono lamentate perché Lia si cambia con loro, anche se ha ancora gli attributi ed è attratta dalle donne. Quindi 35 di noi dovrebbero accettare di essere a disagio nel nostro spogliatoio per rispettare i sentimenti di una persona sola? E ancora, elenca Longoni, in Costa Rica un uomo che si fa chiamare con un nome femminile, Natalie Monge Brenn, finito in carcere per abusi sessuali su minori, ha chiesto e ottenuto il trasferimento in un carcere femminile. Più volte si è esibito davanti alle detenute in atti di autoerotismo, ha picchiato e cercato di violentare una di loro. Ora è stato in isolamento. In California 300 detenuti maschi si sentono femmine e hanno chiesto e ottenuto il trasferimento in un carcere femminile dove le condizioni di vita sono meno dure, conclude Longoni. Nonostante sia dimostrato che il divario di prestazioni tra maschi e femmine diventa significativo già dalla pubertà, il Comitato Olimpico alla fine del 2021 ha deciso di non seguire la scienza e ha invitato i comitati olimpici nazionali a liberalizzare la partecipazione di maschi nelle competizioni femminili. Il risultato è scontato. In breve tutte le gare femminili saranno vinte da uomini che dichiarano di essere donne, ad eccezione del pattinaggio forse su ghiaccio e della danza artistica. Così Natalia Aspesi potrà dirne una delle sue. Qui Parlamento. E intanto io do il benvenuto e il buongiorno. È uno dei temi di cui abbiamo parlato in rassegna stampa stamani ad Aurelia Bubisutti, deputata della Lega, componente della Commissione Agricoltura, parlamentare friulana di Tolmezzo, Udine, che insieme agli altri parlamentari leghisti del Friuli Venezia Giulia ha preso posizione su una questione della quale appunto abbiamo parlato anche stamani, partendo da un caso preciso. Innanzitutto buongiorno e grazie, onorevole Bubisutti. Buongiorno a voi e vi ringrazio per avermi invitato alla vostra trasmissione. Allora, partiamo, dicevamo, da un caso molto concreto. Una storica azienda, comparto caffè del Friuli Venezia Giulia,
a gennaio si trova una bolletta del gas incredibile, 109.000 erotti euro rispetto ai 15.600 erotti del gennaio del 2021, e la questione riguarda veramente tutta Italia. Bisogna agire ora, voi scrivete, per arginare questa emergenza nazionale prima che sia troppo tardi. Le pare, onorevole Bubisutti, che si stia facendo qualcosa di concreto su questo? Guardi, le posso dire che la prossima settimana il governo verrà in Parlamento, verrà alla Camera a informarci su quello che intende fare, ma naturalmente queste sono dei palliativi, perché saranno delle misure che verranno adottate per fermare o per dare un sollievo alle aziende, ma anche ai cittadini. Il problema però non si risolve in questo modo, lo sta dicendo da tempo anche il nostro Matteo Salvini, nel senso che noi risolviamo il problema alla radice, senza ideologie, senza pregiudizi e preconcetti, proprio andando a rivedere tutto il piano energetico nazionale. Lei consideri, per esempio, noi siamo regione di confine, sì. Abbiamo la Slovenia a 2 passi che ha centrali nucleari. E la Slovenia è comunque dentro l'Europa, sta lavorando anche molto bene, si sta sviluppando molto bene, ma per noi diventa una concorrente, perché lei capisce, già da anni molte nostre aziende si trasferiscono in altri paesi con Termini, anche perché per una questione soprattutto economica, vantaggiosa rispetto a quello che è in Italia. Ecco, quindi tornando al problema energia, sì. Io credo che non si possa più rimandare un problema che è stato rimandato per troppi e troppi anni. Ecco, a suo giudizio, onorevole Bubisutti, questa questione si intreccia e in che termini dal suo punto di vista anche con la famosa questione della transizione ecologica, di cui tanto si parla, a cui sono legati anche i fondi del PNRR, anche se credo che moltissimi non abbiano ancora capito il livello di concretezza, cioè sono fondi veri, sono questioni vere, cioè c'è una discussione che sembra un po' surreale su questi temi, però di reale ci sono quelle bollette lì da cui siamo partiti. Guardi, noi proprio ieri abbiamo avuto il ministro Cingolani a spiegarci proprio quali saranno le misure e gli interventi che verranno fatti, ma lei ha ragione, ci ha fatto una lezione interessante, ci mancherebbe altro, però alla fine cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che ci saranno investimenti per l'idrogeno e va benissimo, per le rinnovabili e va benissimo. Quello che a me preoccupa sono tempi lunghissimi, e quello che mi preoccupa è che verranno, ed è corretto, mettere delle grandi risorse sulla ricerca, sull'innovazione, però lei sa meglio di me che ricerca e innovazione ha bisogno dei suoi tempi, e credo invece che il problema energia vada risolto in tempi brevissimi. Io vengo dalla montagna, abito in montagna, noi abbiamo moltissime centraline, abbiamo il problema dell'idroelettrico come tutte le zone montane dell'Italia. Ecco, tra l'altro la nostra regione ha fatto una legge importante sulle grandi derivazioni, ed è una trasformazione importante, ma credo che per regioni come la nostra un piano sull'idroelettrico vada assolutamente fatto, e non possiamo perdere tempo. Le ho fatto un esempio, sì. Tornando, come diceva lei, al PNRR, sì. Le confermo, ci stanno lavorando, ma ci hanno parlato di molte persone che lavoreranno a questi progetti, accordi con l'Europa, verranno dei funzionari europei. Quello che a me spaventa sono naturalmente i tempi. E non c'è tempo da perdere. Ecco, intanto, onorevole Bubisutti, un dato mi ha colpito leggendo i giornali di stamani, lo ricorda Italia Oggi. L'anno scorso noi abbiamo estratto 3,2 miliardi di metri cubi di gas in Italia, cioè come esattamente nel 1954, 68 anni fa.
quando le tecniche erano del tutto primitive Certo. rispetto ad oggi. Abbiamo gas da estrarre, non lo estraiamo, perché da PD a 5 Stelle in particolare, va detto chiaro, molti hanno contrastato le estrazioni ma anche le importazioni di gas, che pure è tra come dire, le fonti di energia più ecologiche disponibili, no? A proposito di ecologia, qualcosa va fatto anche da questo punto di vista, perché è impensabile che noi abbiamo un potenziale che non sfruttiamo e che addirittura estraiamo gas come nel 54, nel dopoguerra. Certo. Praticamente è incredibile. Sì, prego, scusi, mi dica. No, ho finito, la lasciamo all'ultima considerazione. E se mi permette, volevo farla anche prima di salutarci, naturalmente i minuti sono pochi, però altra notizia che abbiamo letto oggi: il Parlamento europeo è probabile che voterà una risoluzione che punta a imporre un'etichetta sulle bottiglie per avvertire del rischio tumori, le bottiglie di vino o liquori in generale. Le faccio questa domanda perché lei è parte della Commissione Agricoltura e perché viene da una terra dove il vino è un'eccellenza straordinaria, altro che cancerogeno, come il Friuli, giusto appunto Venezia Giulia, no? Allora le chiedo brevemente anche un parere su questa possibilità che sembra concreta, che passi a Strasburgo questa risoluzione che dice l'alcol come le sigarette cancerogeno. Beh, guardi, se vuole facciamo un discorso, ma non abbiamo il tempo, sul Nutri-Score, perché parte tutto da lì, ma parte soprattutto dal fatto che si vuole bloccare e si vuole fermare tutto quello che è fatto in Italia, perché siamo un'eccellenza e lo sappiamo. Lei pensi solo all'olio, a che quello, cioè tutta la dieta mediterranea naturalmente sarà nociva, e piano piano ci stanno imponendo cose che per noi sono irricevibili. Lei ha visto il nostro viceministro Centinaio ci sta lavorando, ma ci stiamo lavorando tutti, anche il gruppo della Lega in Europa si sta muovendo per una scelta assolutamente scellerata. Lei lo sa che noi siamo assolutamente contrari e faremo tutto il possibile perché una scelta del genere non si faccia, perché io credo che veramente anche il nostro governo dovrebbe prendere una posizione chiara. Bene, onorevole Bubisutti, il tempo è stato veramente minimo, ma avremo modo di risentirci, credo, con calma. Volentieri. Intanto io Quando la ringrazio. Chiamate, io sono qui. La ringrazio davvero per la sua disponibilità e cortesia e le auguro una buona giornata, buon lavoro, grazie davvero. Anch'io a voi, grazie. Tra poco con noi